Subito al comando Francesco Peron, quarta corsia 27:43. Francesco Peron, andiamo a vedere insieme lui che ai categorie estivi in vasca lunga è stato bronzo nei 200 e 400 stile libero, ai giovanili in vasca corta a Riccione nella primavera scorsa ha vinto l'argento nei 400 stile libero nuotando 3:54 e 52, il bronzo nei 200 stile libero in cui è stato anche campione italiano giovanile nel 2010. È arrivata grazie alla prestazione ai giovanili di Riccione la convocazione in nazionale giovanile alla Coppa Komen, ha vinto l'oro nella 4x200 e poi bronzo raddoppiato 200 e 400 stile libero. Ai primi 100 metri è Francesco Peron davanti 57 e 44. Calzato da Mattia Zuin, i 150 metri, ancora Peron su Zuin. Mattia Zuin un anno più, stessa età, entrambi classe 96, il più grande nelle corsie centrali è Davide Casarin, classe 95. I più giovani sono Ferraro in corsia 2, Zennaro in corsia 7. Mattia Zuin, dicevamo, oro nei 200 farfalla e nei 400 miste giovanili, è stato anche argento nei 100 farfalla e bronzo nei 400 stile libero in 3:58 e 11. Mattia Zuin a metà gara si porta davanti 1:58-28, Peron 1:58-64, Casarin 1:58-69. Zuin, dicevamo, 2 ori, un argento e un bronzo ai giovanili, ai categoria 3 le medaglie d'oro con il bronzo dei 100 stile libero, atleta davvero eclettico, per lui la convocazione in nazionale, Coppa Komen che gli ha regalato la medaglia d'oro nei 200 farfalla gara individuale, quella d'oro di staffetta 4x200 stile, l'argento nei 100 farfalla e la finale dei 400 misti. Ancora Zuin davanti a Peron e poi Casarin che segue in terza posizione. Casarin, che ricordavamo nei 400 stile libero è stato oro ai categorie estivi di Roma del 2011. Invariate le posizioni ai 3/4 gara, Zuin, Peron, Casarin con Cervi che si tiene vicino al trio di testa. Attenzione al risveglio di Casarin, cede qualcosa a Peron, siamo alle 2 vasche finali, Zuin davanti, Casarin in seconda posizione, in terza c'è Peron e poi Cervi a poco più di un secondo. Casarin è passato al comando, ha affiancato Zuin, ora ultima vasca, sprintissimo finale con Casarin che vanta un anno di vantaggio a livello di esperienza e si porta a casa la vittoria dei 400 stile libero. 3:57.00 per lui, Zuin 3:57.76, Peron 3:58.35. Ancora da ufficializzare il risultato di questa gara con la vittoria di Davide Casarin, Mirano.